di Scipio s'è cinta la testa, dov'era Vittoria, che porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! E noi oggi siamo qui a parlare liberamente in quest'aula in cui una sciagurata voce irrise e vilipese 25 anni fa le istituzioni parlamentari è perché per 20 anni qualcuno ha continuato a credere nella democrazia e questa sua religione ha testimoniato con la prigionia, l'esilio, la morte. Ho voluto iniziare con queste parole di Piero Calamandrei, tratte dal suo discorso all'Assemblea Costituente del 24 marzo 1947. Non solo perché esse fanno parte della primavera della nostra attuale democrazia, ma anche perché stasera andremo a visitare, sebbene con rapidi flash, alcuni degli uomini, delle donne, dei combattenti, dei filosofi, dei politici, dei testimoni e degli episodi che hanno segnato profondamente gli ultimi 150 anni della nostra storia. Attraverso canti, musiche e testi faremo parlare, dove possibile, i protagonisti, perché la storia è stata fatta da persone reali che hanno vissuto, lottato, sofferto, vinto o sono morte perché noi fossimo qui stasera a parlare liberamente. Siamo pronti alla morte, recita il nostro inno nazionale. Ecco, questo è stato spesso il segno distintivo dei protagonisti della nostra storia civile in questi 150 anni. Protagonisti che spesso erano giovani, o molto giovani, ed erano pronti a mettere in gioco la propria vita per un ideale di convivenza civile, per un ideale di società più libera e più giusta. La libertà della propria comunità, chiamata patria, spesso esigeva la guerra e con essa il prezzo di molte vite umane, quelle degli antagonisti, ma anche la propria vita, in un terribile equilibrio di una difficile lealtà esistenziale. Per questo stasera il nostro ricordo sarà per tutti i caduti, per i nostri martiri e per coloro che in piena buona fede o per inevitabile necessità sono caduti sugli opposti fronti, senza che ciò impedisca a noi di giudicare dove stava e dove sta la giustizia, che la storia, non noi, ha decretato essere tale. Non so se sarà la memoria con l'iniziale maiuscola. Di sicuro sarà la nostra memoria, un angolo visuale ed emotivo irriducibilmente personale comunque. Dice Napolitano, siamo chiari, se noi tutti, nord e sud, tra l'Ottocento e il Novecento rientrammo nella modernità, fu perché l'Italia si unì facendosi Stato. Se 150 anni dopo siamo un paese democratico profondamente trasformatosi, tra i più avanzati in quell'Europa integrata che abbiamo concorso a fondare, è perché superammo i traumi del fascismo e della guerra, recuperando libertà e indipendenza, ritrovando la nostra unità. Quella unità rappresenta oggi, guardando il futuro, una conquista e un ancoraggio irrinunciabili. La nostra storia, il nostro risorgimento, si può ben dire, cominciò a Padova. Padova vanta un primato. La sua data è 28 febbraio 1848. C'erano già stati segnali di rivolta nella città. Nel 1842 la città aveva ospitato il congresso degli scienziati italiani con risvolti indipendentisti che si erano rivelati scomodi per i governanti austriaci. Padova, con la sua università, era la scuola del pensiero liberale e di chi voleva l'unità d'Italia ed era terreno fertile anche per i repubblicani. Al Bo arrivavano studenti da ogni parte del Veneto e rientravano nelle loro province con le nuove idee. Nel 1847 sui muri cittadini erano apparse varie iscrizioni di indole antipolitica e sovversiva, come risulta da rapporti di polizia. Per essere arrestati bastava il sospetto di aver gridato incompatibili e viva allusivi o aver contestato i professori filo-austriaci.
In questo clima matura la protesta padovana, che culmina nelle 3 giornate di incidenti e dimostrazioni dopo i funerali di uno studente. Dietro la bara coperta da un tricolore di fiori, in un misterioso e cupo silenzio, procedono 5.000 persone. La mattina successiva una delegazione chiede alle autorità austriache di sostituire la guarnigione composta di stranieri e di consegnare le truppe in caserma. Al rifiuto segue una tumultuosa assemblea nel cortile dell'università e lo scontro tra militari e studenti che inneggiano alla liberazione d'Italia. Gli imperiali fanno fuoco. Ci saranno decine di feriti e 2 morti. L'università viene chiusa, 73 studenti espulsi, 4 professori destituiti. Il 21 giugno sono fucilati 12 uomini accusati di rapina a mano armata solo perché erano stati trovati in possesso di fucili. Nella città, annota un cronista, regnano avvilimento e solitudine. Padova è spoglia, squallida, spopolata. La gente va via, il commercio è in crisi. Il colera dell'estate del 49 fa registrare oltre 6.000 casi. L'università viene chiusa e lo rimarrà fino al 1850. Ricordo qui i capi di quella rivolta, Vincenzo Stefano Breda, i fratelli Maluta. Perché? Perché saranno i capi della società veneta di sviluppo, quella che costruirà la ferrovia Conegliano-Vittorio-Veneto. Saranno quelli i padroni di questa società che costruiranno le ville sul viale della Vittoria, Villa Maluta, Villa Breda e le altre, che faranno andare Pietro Paietta a Padova a lavorare. Il poeta Arnaldo Fusinato scrive il canto degli insorti. Suonata è la squilla, già il grido di guerra terribile echeggia per l'ita la terra. Suonata è la squilla, su presto fratelli, su presto corriamo la patria a salvar, brandite i fucili, le picche, i coltelli, fratelli, fratelli, corriamo a pugnar. Questo è il linguaggio di allora. Al cupo rimbombo dell'austro cannone rispose il ruggito del nostro leone. Il manto d'infamia di che era coperto, colugna gagliarda sdegnoso squarciò, e sotto l'azzurro vessillo d'Alberto, ruggendo di gioia, il volo spiegò. Noi pure l'abbiamo la nostra bandiera, non più come un giorno sì gialla sì nera. Sul candido lino del nostro stendardo ondeggia una verde ghirlanda dall'or. Dei nostri tiranni del sangue codardo è tinta la zona del terzo color. E la bandiera dei 3 colori sempre è stata la più bella. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. La libertà, la libertà. Tutti uniti in un sol passo, stretti intorno alla bandiera. Gridere mattina e sera, viva viva i 3 colori. Gridere mattina e sera, viva viva i 3 colori. I 3 colori, i 3 colori. Carlo Cattaneo è uno dei teorici politici dell'Ottocento italiano. Così descrive le barricate di Milano. In quelle prime giornate, avidi alcuni d'avere armi, polvere, si spingevano a cercarne anche fuori dalle barricate e si ponevano alle porte delle case, sperando che sopravvenisse qualche drappello di nemici per corrergli sopra, per afferrarlo e disarmarlo. Al quartier generale si distribuiva ai combattenti la polvere quasi a prese. Contenti d'averne anche per 1 o 2 colpi, correvano a lontane barricate, poi tornavano a cercarne ancora. Alcuni studenti ai quali si domandò perché non tirassero se non di concerto e soltanto uno dopo l'altro risposero che temevano di spendere 2 tiri per uccidere un croato solo. Il nostro fuoco era dunque lento e raro, ma micidiale, mentre il nemico, ridondante d'armi e munizioni e manifestamente sgomento, prodigava il suo, cacciando le palle di cannone a fracassare fin presso il tetto i balconi e le finestre.
Intorno alle barricate i ragazzi facevano mille burle al nemico, sviando il suo fuoco sopra qualche gatto o qualche cappello calabrese confitto sopra un manico di scopa e dando così agio ai nostri da postarlo con maggior sicurezza. Le barricate intanto divenivano sempre più numerose. Se ne contavano nella città da 1700 e caricate assiduamente con sassi potevano resistere anche al cannone. Intorno a una che era di fronte al castello sforzesco ed era costruita con lastre di granito levigate con catene e ingombre di terra, si raccolsero 72 palle di cannone. Gli allievi del seminario barricarono coi loro letti il largo di Porta Orientale sotto il più violento fuoco. Attraversate le vie si vedevano palle di merci, mobilia, carrozze eleganti, v'erano mucchi di tegole sull'orlo dei tetti, mucchi di sassi ad ogni finestra, rotti in molti luoghi i ponti, sfondati i sotterranei canali. Presso la sera del terzo giorno la bandiera tricolore fu inalberata sulla guglia del Duomo. Eravamo ormai padroni della cerchia più interna e popolosa della città, sino a quella larga fossa che i nostri antichi scavarono già per difendersi dall'imperatore Federico e che venne poi rivolta ad uso della navigazione. Ma era pur mestiere sapere ciò che avvenisse fuori dalla fossa interna, donde sino alla cerchia dei bastioni il nemico teneva vasta parte della città ed era da esplorare anche la circostante campagna. A tal uopo il Consiglio di guerra invitò gli astronomi e gli ottici a collocarsi sugli osservatori e sui campanili e di là a spedirci di ora in ora brevi note. Anzi, per non perdere tempo a scendere e salire per le lunghe scale dei campanili, qualcuno immaginò di attaccare quelle note a un anello che si faceva scorrere lungo un filo di ferro. E poco di poi si pensò di mandare in aria palloni che seco portassero i nostri proclami. Gli austriaci, accampati sui bastioni, stavano attoniti, mirando quegli aerei messaggeri sorvolare le loro linee e li bersagliavano con vani colpi. Intanto in città un popolo ingegnoso e infervorato divisava 1000 modi di far fronte alle esorbitanti forze del nemico. Si facevano cannoni di legno, cerchiati di ferro, tanto che reggessero a un certo numero di colpi. Si faceva polvere e cotone fulminante, si fondevano palle, si raccoglievano con cura i proiettili nemici. I nostri scritti incalzavano senza posa il popolo. Si vanno fondendo bombe e cannoni, rimanderemo alla tirannide straniera le sue palle con su scritto libertà italiana. Così si combatteva sulle barricate di Milano. E la colonna sonora di tutto questo era una canzone che era nata nel 1915 e poi era diventata famosa e lo è ancora oggi. Parlava di una certa Teresina, che per alcuni era una ragazzina che combatteva sulle barricate, per altri era una passionaria, per tutti è sempre rimasta un mito, la bella Gigogì. Al tamburio sento che mi chiama la bandiera, oh che gioia, oh che contento, io vado a guerreggiare. Non ho paura delle bombe e dei cannoni, io vado all'avventura, sarà poi quel che sarà. Oh, la bella Gigogì, contro 1000 rillera, la spasso con sospinci, contro 1000 rillera, oh, la bella Gigogì, contro 1000 rillera, la spasso con sospinci, contro 1000 rillera. Facevo l'amore, da che davanti un passo, delizia del mio cuore. A 16 anni ho preso marito, da che davanti un passo, delizia del mio cuore. A 17 mi sono spartita, da che davanti un passo, delizia del mio cuore. La venta alla finestra, le tutta in Cipriada, la dis che le malata per non mangiar polenta, bisogna aver pazienza, la sala marità. Oh, la bella Gigogì, contro 1000 rillera, la spasso con sospinci, contro 1000 rillera, con la bella Gigogì.
Il protagonista fu Daniele Manin, che era figlio di un ebreo convertito al cattolicesimo che aveva assunto al battesimo il cognome del padrino, fratello dell'ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin. Lui cercò all'inizio di trattare con gli austriaci. Negli anni 40 diede inizio alla lotta legale contro i continui abusi dell'amministrazione austriaca. Per questo fu arrestato, insieme a un padre della lingua italiana, Niccolò Tomaseo, il 18 gennaio 1848. La sua liberazione avvenne in seguito all'insurrezione popolare. I marinai, i soldati, spesso, soprattutto i marinai, erano di origine veneziana o veneziano-dalmata e passarono tutti dalla parte della rivolta. La rivolta non ebbe successo, perché non ebbe successo sul piano internazionale. Nemmeno sul piano locale ebbe successo, perché le città di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso decretarono l'immediata fusione con il Piemonte, distogliendo dal progetto di Manin che voleva uno Stato veneto federato con gli altri Stati. Quando il re di Sardegna, Carlo Alberto, firmò l'armistizio il 6 agosto, Venezia si ribellò proclamando di nuovo Manin dittatore. Gli austriaci assediarono Venezia e nella città scoppiò il colera, per cui il 24 agosto decisero di arrendersi. Ma sempre Arnaldo Fusinato scrisse una di quelle poesie che noi dovevamo imparare obbligatoriamente a memoria quando si andava alle elementari e che molti di voi ricorderanno. È stata messa in musica anche nell'81 da Franco Battiato col titolo Bandiera bianca. È fosco l'aere, il cielo è muto, ed io sul tacito veron seduto in solitaria malinconia ti guardo e lacrimo, Venezia mia. Fra i rotti nuvoli dell'Occidente il raggio perdesi dal sol morente e mesto sibila per l'aria bruna l'ultimo gemito della laguna. Passa una gondola della città. Ehi, della gondola, qual novità? Il morbo in furia, il pan ci manca, sul ponte sventola bandiera bianca. No, no, non splendere su tanti guai, soli d'Italia, non splender mai, e sulla veneta spenta fortuna si eterni il gemito della laguna. Venezia, l'ultima ora è venuta, illustre martire tu sei perduta, il morbo in furia, il pan ti manca, sul ponte sventola bandiera bianca. Sulle tue pagine scolpisce o storia l'altrui nequizi e la sua gloria e grida ai posteri 3 volte infame chi vuol Venezia morta di fame. Viva Venezia! L'ira nemica la sua risuscita virtù antica, ma il morbo in furia, ma il pan le manca e sul ponte sventola bandiera bianca. Ed ora infrangasi qui sulla pietra finché ancor libera questa mia cetra, a te Venezia l'ultimo canto, l'ultimo bacio, l'ultimo pianto. Ramingo ed esule in suol straniero vivrai Venezia nel mio pensiero, vivrai nel tempio qui del mio cuore, come l'immagine del primo amore. Ma il vento sibila, ma l'onda è scura, ma tutta in tenebre è la natura. Le corde stridono, la voce manca, sul ponte sventola bandiera bianca. Oh,
Giuseppe Garibaldi si può considerare tuttora uno dei 3 uomini italiani più famosi nel mondo, insieme a Leonardo da Vinci e Machiavelli. È l'italiano più popolare al mondo e resterà il solo tra i protagonisti del Risorgimento ad assurgere a fama universale. Ungheresi, polacchi, esuli e prigionieri politici, ogni popolo senza patria e senza libertà lo venera come un santo. Ha nelle case un suo ritratto, grida il suo nome nei cortei, i pittori lo ritraggono, i giornalisti lo intervistano, le prime fotografie che girano per l'Europa sono le sue. Scrivono di lui Victor Hugo, Alexandre Dumas, Karl Marx e Friedrich Engels. Lui ha 53 anni. È un tipo incline all'estremismo politico, un po' grezzo nell'oratoria, ma il suo fascino sulle masse era unico e il carisma che egli possedeva aveva qualcosa di magico, o meglio, la gente capiva che il generale era dalla loro parte, in modo sincero, era veramente uno di loro. Sentiamo Giuseppe Cesare Abba, che scrisse una specie di diario della spedizione dei Mille. Il generale ha fatto un giro per la città dove ha potuto passare a cavallo. La gente si inginocchiava, gli toccavano le staffe, gli baciavano le mani. Vidi alzare i bimbi verso di lui come un santo. Garibaldi in realtà nutriva un profondo senso di solidarietà per la causa dei popoli oppressi e per i derelitti. Il suo vocabolario era quello di un capobanda, di un leader popolare sanguigno ed impetuoso, infarcito però, quando posava da intellettuale, anche di una certa retorica nazionalista. Lui aveva un sogno, i garibaldini avevano un sogno. Il sogno si infranse a Teano. Sentiamo ancora il notista Giuseppe Cesare Abba, come la racconta. Ed ecco un rimescolio del polverone che si alzava laggiù, poi un galoppo, dei comandi e poi viva, viva, viva il re, il re. Mi venne quasi buio per un istante, ma potei vedere Garibaldi e Vittorio darsi la mano e udire il saluto immortale, salute al re d'Italia. Eravamo a mezza mattinata. Il dittatore parlava a fronte scoperta. Il re stazzonava il collo del suo bellissimo storno che si piegava a quelle carezze come una sultana. Forse nella mente del generale passava un pensiero mesto. E mesto davvero mi pareva quando il re spronò via ed egli si mise alla sinistra di lui e dietro di loro la diversa e numerosa cavalcata. Ma Said, il suo cavallo che lo portò nella guerra, sentiva forse in groppa meno forti il leone e sbuffava e si lanciava di lato come se avesse voluto portarlo nel deserto, nelle pampas, lontano da quel trionfo di grandi, un trionfo che aveva il sapore di una sconfitta. Bruciante rimaneva la sensazione di quel sogno incompiuto per il quale ogni volta che Garibaldi chiamava, i suoi prodi accorrevano da ogni parte del mondo a rivestire la camicia rossa, sicuri di combattere per una buona causa, sicuri di vincere. Il fascino dell'avventura era reso emblematico dalla camicia rossa, un simbolo nato per caso in Sud America. Quando all'appello di Garibaldi tutti i suoi figli baldi daranno uniti fuoco alla mina, camicia rossa garibaldina. Daranno uniti fuoco alla mina, camicia rossa garibaldina. Tu ti svegliasti col sol d'aprile e dimostravi che non sei vile, per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara. Per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara. Porti pronta di mia ferita, sei tutta lacerata, tutta scucita, per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara. Per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara. Fin dall'istante che ti indossai, le braccia d'oro ti ricamai,
Morto Gregorio XVI, il nuovo Papa fu Pio IX, che parve realizzare il sogno giobertiano di un capo della cristianità, riformatore e amico dell'Italia. L'amnistia ai condannati politici da lui concessa il 21 luglio 1846 destò un vero e proprio entusiasmo in tutta la penisola. Poeti noti e non noti cantarono il pontefice liberale e italofilo. Così scrive Gaetano Bonetti: pace, perdono, unanimi pregar tu esempio Pio, tu rispondesti al fervido universal desio, e già si vide splendere tua prima legge, amor. Un inno musicato da Gioacchino Rossini corse per tutta l'Italia. Diceva: su fratelli, letizia si canti al magnanimo core di Pio, che alla santa favilla di Dio si infiammò del più dolce pensiero. Però gli entusiasmi iniziali cedettero il passo subito dopo a una specie di marcia indietro di prudenza. Il Papa sembrava aver paura di quella onda che aveva suscitato. Addirittura a Roma si formò la Repubblica Romana, uno Stato repubblicano. Il 21 gennaio 1849 si indicano le elezioni per i 200 deputati dell'Assemblea Costituente a suffragio universale maschile, che potrebbe essere il primo Parlamento italiano. Pio IX risponde scomunicando chiunque si rechi alle urne. Furono 20.000 i votanti in tutto lo Stato Pontificio, un terzo degli aventi diritto, più che negli Stati Uniti, commentavano i giornalisti americani di allora. Pio IX definisce le elezioni un mostruoso atto di smascherata fellonia, abominevole per l'assurdità della sua origine e l'impietà del suo scopo. È finita la pace e l'attrazione per il Papa. D'ora in poi e fino alla breccia di Porta Pia sarà guerra a tutti i livelli. Ma il 18 febbraio 1861 si riunisce a Torino il primo Parlamento italiano e il 17 marzo proclama Vittorio Emanuele II re dell'Italia unita. Unita per modo di dire, perché mancano Trento, Trieste e il Veneto. E inoltre i cattolici, dopo la pubblicazione del Sillabo e del motto cogente né eletti né elettori, si tirano fuori dal Regno d'Italia, considerato troppo laico e anticlericale. Di questo nuovo clima risente il canto seguente, che fino al 1870, la breccia di Porta Pia, diventa la bandiera del laicismo italiano. E a Roma, a Roma. E a Roma, ci sta un Papa che di soprannome si chiama Pio IX. Lo butteremo giù dal trono e i papi Roma non ne vogliamo più. Lo butteremo giù dal trono e i papi Roma non ne vogliamo più. Prima il San Pietro e poi il San Paolo e le loro teste vogliamo far saltare e in piazza darmi la ghigliottina e le loro teste vogliamo far saltare e in piazza darmi la ghigliottina e le loro teste vogliamo far saltare. Chi siete voi? Noi siamo i piemontesi. Voi siete mili, barbari assassini. Sì, no, siamo valorosi garibaldini e anche Roma vogliamo liberare. Siamo valorosi garibaldini e anche Roma vogliamo liberare. Siamo valorosi garibaldini e anche Roma vogliamo liberare. La prossima canzone si intitolava all'inizio Addio del volontario toscano o la partenza del soldato. Adesso si intitola Addio mio bel addio. Da piccoli ce le facevano imparare a memoria, ma oggi a scuola forse non si sente più da anni. È la canzone più cantata dalle guerre risorgimentali in poi. È il ricordo di quell'Italia in armi che ha fatto del risorgimento. Nel 1848 i volontari si contano a decine di migliaia. Lo stesso accade nel 1859, quando i volontari si uniscono ai piemontesi e poi a Garibaldi che risale la penisola. In tanti partivano cantando questa canzone e anche all'epoca vi si respirava un poco di ingenua retorica. Dalla riunificazione però l'Italia si impegnò nella politica coloniale di conquista, in Abissinia, in Libia, in guerre molto poco patriottiche, dove la libertà
non armonizzava più con la libertà dalla fame o dall'oppressione, e forse anche per questo la canzone suonava un po' passata di moda, ormai fuori luogo. Non solo, ma la seconda metà dell'Ottocento vide l'immigrazione in massa di quelli che alla fine saranno milioni di italiani. Così, un po' per attenuare la tristezza della partenza, un poco per marcare la propria delusione per uno Stato che non aveva risolto, dopo tanti sacrifici, il problema dell'arretratezza economica, cantavano l'amarezza del distacco, della partenza per un'altra guerra su di un fronte ignoto e lontano. Addio, mia bella, addio. Addio mia bella, addio, che l'armata se ne va, e se non partissi anch'io sarebbe una viltà, e se non partissi anch'io sarebbe una viltà. Il sacco è preparato, il fucile l'ho con me, e dallo spuntar del sole io partirò da te, e dallo spuntar del sole io partirò da te. Ma non ti lascio sola, ma ti lascio un figlio ancora, sarà quel che ti consola, il figlio dell'amor, sarà quel che ti consola, il figlio dell'amor. Pa, 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 Della Prima Guerra Mondiale lasciatemi ricordare i milioni di morti. I milioni di morti che hanno cancellato un'intera, più forse di una, generazione di giovani, di uomini europei, da una parte e dall'altra delle frontiere. Di giovani che avrebbero potuto diventare studenti, scienziati, uomini di cultura, operai, contadini, che avrebbero contribuito alla grandezza dell'Europa, che invece sono scomparsi, letteralmente cancellati dalla storia. Scrive Paolo Monelli nella prefazione al suo libro del 1921, Le scarpe al sole. Nel gergo degli alpini mettere le scarpe al sole significa morire in combattimento. Quello che portammo di nostro alla guerra non lo riportammo indietro, più. Fu veramente una vita che ci fu tolta. Come la pallottola la tolse ai 1000 compagni segnati di fiamme o di mostrine al colletto. La nostra giovinezza più ingenua e più prodiga ha messo anch'essa le scarpe al sole, sulle ultime rocce riprese al nemico, gli ultimi giorni d'un tempo che i tanti anni di distanza hanno ormai favolosamente allontanato. La Prima Guerra Mondiale è anche la guerra delle immense stragi. Anzi, come disse il Papa Benedetto XV, quella che fu l'inutile strage
e va attribuito allo stesso Papa anche l'espressione, sempre riguardo della stessa guerra, di suicidio dell'Europa civile. Questo canto ricorda la vittoria degli alpini ottenuta a caro prezzo sul Monte Nero. Il Montenegro deve la sua fama alle azioni belliche che il 16 giugno 1915, durante la Prima Guerra Mondiale, portarono alla conquista da parte dell'esercito italiano di questa cima. Furono concesse onorificenze una ogni 10 uomini impegnati nell'operazione. Ma era una canzone che non veniva cantata tanto volentieri nel ventennio fascista, perché quell'accenno al colonnello che piange per vedere i suoi soldati andare al macello non era consona allo spirito del tempo. Montenegro. Seconda Guerra Mondiale circolavano clandestinamente alcuni scritti di Benedetto Croce. In uno si dicevano queste parole: risuona oggi alta su tutto la parola libertà, ma non un'altra che un tempo andava a questa strettamente congiunta: la patria, l'amore della patria, l'amore per noi italiani dell'Italia. Perché? Perché la ripugnanza sempre crescente contro il nazionalismo si è tirata dietro una sorta di esitazione e di ritrosia a parlare di patria e di amore di patria. Ma se ne deve riparlare e l'amore della patria deve tornare in onore, appunto contro il cinico e stolido nazionalismo, perché esso non è affine al nazionalismo, ma è il suo contrario. Natalia Ginsburg nota che erano parole gonfie di vuoto, quelle che dicevano patria e Italia. E soltanto nel momento della Resistenza, nel momento in cui si doveva cancellare l'Italia dell'8 settembre, l'Italia del fascismo, riprendevano un senso. È comunque un fatto che anche studiosi attenti a cogliere le molteplici dimensioni del fenomeno della Resistenza, compreso quella di guerra civile, non ne hanno mai negato o sminuito l'importanza di guerra patriottica. D'altronde, le lettere di condannati a morte della Resistenza restano la più ricca e drammatica testimonianza delle motivazioni patriottiche, dell'impegno e del sacrificio di tanti partigiani, soprattutto di giovani partigiani. Così scrive Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
lettera di Giancarlo Poecher Passavalli, di anni 20, dottore in legge. Nato a Milano il 23 agosto 1923, catturato il 12 novembre a Erba da militi delle locali Brigate Nere, processato il 21 dicembre 1943 dal Tribunale Speciale Militare di Erba, fucilato lo stesso giorno 21 dicembre 1943 al cimitero nuovo di Erba. Così scrive: muoio per la mia patria. Ho sempre fatto il mio dovere di cittadino e di soldato. Spero che il mio esempio serva ai miei fratelli e compagni. Il Dio mi ha voluto. Accetto con rassegnazione il suo volere. Non piangetemi, ma ricordatemi a coloro che mi vollero bene e mi stimarono. Viva l'Italia! Raggiungo con cristiana rassegnazione la mia mamma che santamente mi educò e mi protesse per i 20 anni della mia vita. L'amavo troppo, la mia patria. Non la tradite. E voi tutti giovani d'Italia, seguite la mia via e avrete il compenso della vostra lotta ardua nel ricostruire una nuova unità nazionale. Perdono a coloro che mi giustiziano, perché non sanno quello che fanno e non sanno che l'uccidersi tra fratelli non produrrà mai la concordia. A te, papà, l'impedituro grazie per ciò che sempre mi permettesti di fare e mi concedesti. Gino e Gianni siano degni continuatori delle gesta eroiche della nostra famiglia e non si sgomentino di fronte alla mia perdita. I martiri convalidano la fede in una idea. Ho sempre creduto in Dio e perciò accetto la sua volontà. Pace a tutti, Giancarlo. Il padre fu deportato al campo di Mauthausen e ivi morì e scomparve. La Costituzione della Repubblica Italiana venne approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Entrò in vigore il 1 gennaio 1948. Sentiamo le parole di un sindaco di oggi. L'Italia era stata fatta dagli italiani e questi 150 anni di storia non furono il canto solitario di una sola parte politica. Fu un canto corale di libertà. Proprio questo pluralismo garantì i due esiti più felici della nostra storia, la rinascita democratica e la Costituzione. Le prerogative di cui godiamo oggi, la nostra indipendenza, la nostra dignità di cittadini liberi, provengono da quella storia. Il desiderio di libertà ha spinto all'agire questi uomini e queste donne, un valore che ci è stato offerto come un dono d'amore. Questo dono noi lo dobbiamo preservare con il nostro concreto impegno civile e politico. L'Italia rientrava nel novero delle nazioni civili, delle grandi democrazie e si andava a collocare nel blocco occidentale che si contrapponeva al blocco orientale in una nuova atmosfera di schieramenti contrapposti e pronti alla guerra che si chiamerà guerra fredda. In questo clima l'ultimo pezzo d'Italia si riuniva. Il 26 ottobre 1954, dopo lunghi e dolorosi anni in cui si vide negata la propria italianità linguistica, culturale e sentimentale, Trieste finalmente tornava all'Italia. Le strade della città giuliana si riempirono naturalmente di gente festosa ed esultante, non curante della pioggia scrosciante e della bora inclemente, ma il maltempo non poteva fermare la gioia delle persone. Come titolarono molti giornali dell'epoca,
Il sole splendeva nei cuori degli italiani. Poco importava del freddo e dell'acqua. I triestini dissero che non era Trieste a tornare all'Italia, ma l'Italia che tornava a Trieste. In un certo senso era proprio così. Trieste era sempre stata ed era rimasta italiana nel cuore. Ora l'Italia poteva riabbracciarla. In nome di questa unità, questa canzone la cantiamo insieme. La campana di San Giusto. Per le spiagge, per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la campana. L'ora suona non lontana, che più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste cantano tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Le ragazze di Trieste cantano tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Apra baci, fiori e rose la marina, la campana perderà la nota messa. Su San Giusto sventolate trema festa, il vessillo